Consiglio comunale a porte chiuse per la stampa, quello ad Eraclea, comune del litorale veneziano, il cui sindaco Mirko Mestre è finito in carcere, coinvolto nel blitz anticamorra della procura antimafia. Un'assemblea in cui si aspettava l'annuncio delle dimissioni dei consiglieri e quindi l'avvio del commissariamento dell'amministrazione e che invece si è risolta al momento con la lettura della lettera in cui Mestre annuncia le proprie dimissioni. Una missiva protocollata secondo l'iter, letta dal vice sindaco Graziano Teso, indagato nell'inchiesta. Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare in questi casi, non potevamo fare diversamente se non comunicare. Ai consiglieri peraltro era già stata notificata e quindi abbiamo comunicato al Consiglio e abbiamo colto l'occasione anche per la popolazione di informare su queste dimissioni del sindaco. La nostra solidarietà è di rimanere fintanto che il sindaco in questi 20 giorni maturerà una decisione finale. Non è un'arena questa e non deve scorrere del sangue, questo è un momento molto amaro per tutti. I consiglieri di opposizione, con in testa Giorgio Taloni, il candidato sindaco e già sindaco di Eraclea, contro il quale vinse Mestre grazie, secondo le accuse, a quegli 81 voti di scambio assicurati dal clan Donadio legato ai casalesi, annunciano però che seguiranno l'iter per le dimissioni. Noi volevamo annunciarle questa sera, domani mattina le protocolliamo perché il segretario non l'ha voluta ricevere brevi mano, vuole che venga consegnata al protocollo, quindi domani provvederemo singolarmente i consiglieri di opposizione a depositarla. Danneggiata la democrazia, anzi ammazzata la democrazia, perché non permettere le riprese in un consiglio comunale ci sembra irricevibile, ma voleva dire fare questioni in consiglio comunale, quindi tanto i cittadini capiscono, la portata dell'evento è tale per cui bisognava derogare dalle norme del regolamento per le riprese audiovisive.